30 anni di reclusione per Luciano Donadio, ritenuto il boss dell'organizzazione criminale che avrebbe agito in Veneto orientale per circa 20 anni, e per Raffaele Buonanno e Antonio Pacifico, accusati di rivestire posizioni di vertice nell'associazione. Sono le richieste di condanna più consistenti tra i 452 anni di carcere che i PM del processo al cosiddetto clan dei Casalesi hanno complessivamente chiesto nei confronti di 46 imputati. Per l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre la richiesta è di 4 anni. Vi aspettavate una richiesta di 452 anni da parte del pubblico ministero? Ci speravamo. Anche perché dopo la Cassazione che aveva tutto sommato confermato l'impianto accusatorio, quindi avevamo buone speranze. Che ad Eraclea agisse un'associazione di stampo camorristico è stato infatti già stabilito nella sentenza definitiva della Cassazione nel processo ad altri 16 imputati che avevano scelto il rito abbreviato. Secondo gli attivisti veneziani e veneti di Libera contro le mafie, sodalizio che raccoglie 300 tra gruppi e associazioni di tutta Italia, al di là di come finirà questo processo, c'è finalmente una presa di coscienza nella nostra regione. Noi da sempre diciamo che le mafie sono qua anche in Veneto, perché appunto ci sono anche altri processi, Padova, Verona. Abbiamo sempre cercato di sensibilizzare sia l'opinione pubblica, facendo appunto degli incontri pubblici con magistrati o anche giornalisti, sia andando nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi. Seppur lentamente, si sta finalmente iniziando a diffondere la consapevolezza che anche in Veneto agiscono mafia, camorra e 'ndrangheta. Importante in tal senso è stata anche la partecipazione al processo della Regione Veneto, culminata con la presenza in aula del presidente Luca Zaia. La partecipazione della Regione in questo processo ci fa ben pensare, insomma, che probabilmente stiamo sulla strada giusta.